Amici Bellini, Rodney. Hey, it's me. It's him. Hey. No, Scott, perché devo suonare, quindi non è che mi posso mettere a parlare di cose che non ho visto, però una cosa l'ho vista. Avevo pronto tutto un bel video sull'età media, perché una realtà dei fatti è che la Juve ha una età media tipo la terza della Serie A, quindi sono molto giovani, ecco perché mi spiego tutta una serie di inesperienze che ti fanno perdere dei punti, eccetera, eccetera. Il Como non ha un'età media giovane. Se voi andate a vedere l'età media generale, causa anche probabilmente i vari Reina, all'epoca Varane, eccetera, eccetera, l'età media totale no, ma l'età media di oggi, l'età media in campo, era 24.8. Lo so che voi volete parlare di gatti. Signori, il fallo di mano non esiste perché i gatti hanno le zampe. È una rapina a zampa armata. Col VAR non lo dai. Con il VAR tu quel rigore non lo dai. E poi dopo il rigore di dopo ci sta, il rigore che si prende Gatti. Purtroppo il portiere è imprudente, la palla non la vede mai e dalle regole che noi sappiamo, anche se ormai tu hai tirato, la palla non la puoi prendere mai, se ti prendi un pugno anche a gioco fermo, purtroppo è rigore. Quindi non si può discutere su quello, ma si può discutere su quello che non dai, perché Gatti gli sposta proprio il pallone che lui sta andando avanti col petto, glielo sposta, quello si ferma. Di cosa stiamo parlando? No, veramente dobbiamo parlarne però, perché non possiamo fare finta che sia tutto normale. Se per voi è tutto normale, è tutto normale. Era interessante il discorso dell'età media, perché scrivevo agli amici del gruppo Telegram, dopo 2 minuti la partita era già una tripla, perché la Juve non ti dà mai la sensazione di essere solida, oggi non si passa, c'è sempre subito un'occasione per il Como, e anche un'occasione per la Juve perché il Como è allegro, la Juve è giovane, il Como è inesperto, insomma sono 2 squadre che ti permettono una partita divertente per i tifosi neutrali, eccetera, eccetera. Ma non te la fanno fare la partita. Kolo Muani è un altro tema, perché Vlahovic te lo devi andare a prendere. Oggi io vi dico, te lo devi andare a prendere adesso, a metà dello stipendio, se lo vogliono togliere. In questo momento è psicodramma Vlahovic. Io non sono riuscito a rovinarlo prendendolo a fantacalcio. È psicodramma. Diao, il misto tra Dia e Leao, gran giocatorino, non gioca a Torino, no, gioca a Como, i ragazzi sono molesti, quindi la devo tagliare corta. Signori, una rapina a zampa armata, non diciamo che non ci interessa, però ragioniamo, uniamo i punti. Il motivo del canale è lasciarvi delle idee, delle possibilità, dei ragionamenti. What? I'm recording a video, I'm not on the phone. It's the same thing. Okay, I'm gonna stop. Okay. I can't be on the phone. Imagine that. Perché è un club privato. E allora non si può fare. Quindi devo chiudere, altrimenti mi arrestano. La Fiorentina sta troppo vicino al 4º posto. È quasi la palissiana, no? Ci sono parecchi temi, però devo chiudere, altrimenti mi arrestano. Da New York, da Brooklyn, Vario Fluido e tutto, Diao, il Como, le cose del fantacalcio, la Juventus che si è morta, era un altro pareggio, doveva essere un altro pareggio. Noi sì, tra virgolette non ci interessa, però le cose le vediamo, e attenzione perché il Como è una squadra pericolosa, noi lo sappiamo perché l'abbiamo visto anche all'andata, squadra che ci ha messo molto in difficoltà, quindi attenzione, concentriamoci perché l'Udinese, esiste solo l'Udinese, questo è un esperimento, vediamo se la gente si vede anche i video che non riguardano strettamente il Napoli. Lasciate un like, magari parlatene con i vostri amici, un messaggio bellissimo, vi ho letto, come parlare al bar, ci divertiamo.